Saluto a tutti quanti, siamo tornati con Contami, siamo in un luogo spantoso, siamo proprio dentro a bassa voce, a chi non che bisogna fare a bassa voce, da poi fare a voce alta, siamo un pari a un amico, a un compagno, a un attore, come ti narra, Edo, meda bravo, siamo un pari, l'avete visto, sarei piccendi, se la vende lo cipacco, Ignazio Chessa, saluto Ignazio, ben acciappato. Ciao Daniele. Come ti chiami? Sto bene e sono contento meda, che finalmente facciamo una cosa in hoc e voglio presentare questo loco che mi dà meda ispirazione. Già lo no? so, che devo pure essere contento di stare in Chivi, in Oggi, e da poi siamo in un luogo, siamo nel Gamerino, siamo, no? Nel Gamerino, prima di cominciare, Gamerino, attori, il cazzini nel Gamerino, ma siamo... Trasmettiamo questa emozione, no? Dessa Su gente sentito. dessa gente che deve entrare in scena, danne a bello, piano. E tra l'altro siamo per un lavandino, no? Che se ti devi rimani. Samunare. Ma tu sei comodo? Sei comodo? Sì, sì. Comodo. È comodo. Dopo Bolunarimu sei te so comodo. Tanto niente, tu sei sempre in giro per il mondo, sei stato in New York un poco di tempo fa, ma prima di tornare in oggi alla Riera, dobbiamo dire che siamo alla Riera, l'Udeattrice acciappa alla Riera, sei stato in tutti i canti dei paesi del mondo, in sei stato? Beh, dopo separato questo lavoro per girare sul mondo, che nei minore non aveva possibilità, 7 anni, come sa motivazione, non riesco si viene prima di che questo mestiere o girare sul mondo, che sempre mi lo pongo come obiettivo questo, no? E come sono tornato da New York, dopo in uno sardo so che sono trasferito da me da a mistura su sardo che su americano, no? Che sono sul telefono, mia che sul telefono e ringhendi e questa parole nuove, neologismi sardo-americani. Però a parte questo è una idea di esportare e bene e garrigare questa spilla, no? Cada via che vaio a Foras ne torno bello carico di idee e di tutto. E antes sono andato via in Sud America e come queria scardinare su Nord America, no? Sono stato in cui un binnichi dies presentando spettacoli in italiano e uno in inglese. E tanno l'idea è di tornare una via sana. Cosa hai rigato a New York? Sì, ho rigato uno spettacolo su Dante, sulla poesia, e uno su Peppino Impastato, sulla mafia, che è stato meda apprezzato. Baia gente italiana che vivete in New York da meda tempo, e americano spuro che studiano su teatro italiano, sa limba italiana. È stata una bella soddisfazione. Come te si narra esportato sul teatro de piccolo formato, come si può narrare, no? Chi si può pure in Busciaccara, il teatro da Busciaccara, come te gusto del sul teatri. E sa idea è scusta, non è che è una cosa spantosa, però già l'idea di andare a New York e fare il spettacolo oltreoceano, per a me è un traguardo meda mano. Sos parametros mios mi narrano che è un successo,
poi sono satiro. E poi sono stato a una Casa Belvedere, che è una fondazione dei italianos italo-americanos, e è stato molto bello a uscire come sul web, su internet. Sull'Arezza si dice, Sull'Arezza. Che bello, diventi il besci, siamo sull'Arezza, attenzione che non ti non ti si aggarrene. E questo è stato uno delle cose ultime. Non sto mai primo che s'amore per questo lavoro già che tu mi conosci, che è una cosa che mi ha permesso di fare una vita abbastanza bella, piena di amistà, di tutto. Prima di tirare in oggi alla Riera, Ignazio fa vedendo il Locutoreso, ma siamo alla Riera, in sei stato in Sud America, sei stato in Spagna, sono partito da Sardegna che anni po' minore. Che nessuno mi via che me da me, quando fai dei minori. Quando fui un po' minore, a 3 anni sono scappato da questa famiglia. A 3 anni? A 3 anni, sì, già con la idea schiara, se tutta questa famiglia mi ha sicchito. Questa famiglia tua ha sicchito a te? Questa famiglia mi ha sicchito a me, sì, babbo e 9 frate, che siamo nati da Sardegna, che io ho nasciuto in Sardegna, a Mores, dai babbo e mamma che in Deurune, e quindi che nominarono, babbo difficoltà di nominare un USS, perché sono dei medalocos, che poi a 3 anni sono andati in Toscana, facendo pastoreggio, minas adesso 23, e poi sono andato a Roma e sto incominciata in Toscana, i su 81, sono già 44 anni. 40 Oh Daniele. 44 anni. Vabbè, ma sono giovanotto, se si vede, cioè, a chi lo teatro ti danno giovani, non venuta di vai, in diverso teatro, in diversa bellezza, si chiasi giovanotti. Sì, no, è spocusso, è una bella opportunità sul teatro, come ti schistue. E tanto da cui sono andato a Roma a fare scuola su teatro. E su Fontanone. Roma in questo anno è bella vero, Daniele. Tu sei stato meda in Roma e arrivato su cambio, no? In questo anno si bella, cabini osteria, tutto gusto, e tanno sa vita di attore, di studente attore, non studiai al mai, che ben festa. Sempre vende a burrotto, sempre vecchia, ma niente, no? Però mi ha segnato meda e mi ha permesso di sicurare fare questo lavoro. Che borsi ho dormito come 3 mesi sul teatro. In un teatro come Tacusto, dormia sul palcoscenico e tanto sul Manzano quando veniva su pizzinetto, sabia sul teatro. Tu eri pronto? E poi pronto. Che faccia poi uno dei primi personaggi che faccia poi un clown. Un clown che si ne pessaia, no? Tu direttamente da Loreto te ne bisavi. Così tu lo metti lo Stanislavski a vero, Stanislavski profondo, altro che attor studio. Ma cosa non avevi un cheat, ma cosa eri senza denaro? No, è po' troppo ricco. E poi in cui sono stato 20 anni in Roma, meda bello, e ho cominciato un po' i teatri che vini a s'epoca, no? Questo teatro off, come te si nata. Di fuori. Di fuori di tutto. Ero dato dentro, ma di fuori. Che se non comprende più se sta dentro o fuori. Fagenne animazione, scusa cose che ti crepano, no? Che vassa e tanno noi che scanto tempo dura in questa cosa, vas a fare questa animazione per un compleanno. Ischi scanno intrasa e noi ischi scanno esci, perché non ti lasciano. Io ti devo dire la verità, a me non mi piace fare cose con i compleanni, che ti bigliano in giro. Io quando non mi piace assai. No, io l'ho fatto gusto, ho fatto pure Tarzan. Puro Tarzan, capite, su telegramma animato in questa epoca. Uno sero so depido andare a domo de Alda de Usanio, chi suo marito, e a Kena Bini, Bruno
Bruno Vespa e Buttiglione, ti lamenta su dessa democrazia cristiana. Bruno Vespa ha baiato, sciaccara preneneos a s'epoca, pariato in un pure a s'epoca. Pariato in un panettone, però è simpatico. Questo funziona a Go, no? Tu chiamava su questa agenzia per fare il suo compleanno e ti danno un pago di notizia sobre Alda De Usanio, in questo caso che ha prenotato il suo compleanno su marito, no? E tanno arriva chi su tram in Roma, via Zenne, poi il suo portone mi cambiaia de Tarzan, mi poneva nudo in questo perizoma de pedde de leopardo e poi lasciava sul vestire sincue ed è più andare a bussare. E se ti rivoravano? Non è scapitato, però devi più andare a bussare, come te a Peria Saianna, Alda De Usanio, so scompare, li faghiano a Saianna, e veni da Iscia in Mabidu voi, e io ho fatto, stai che era questo? E biti Bruno Vespa, mi sa dai Maurizio Costanzo pure il stato, però cusavia è poi stato vestito de principe e mai abbassato Simona Izzo. Questa è la carriera adesso principio anni 80, fine anni 80, poi guadagnai a Meda, chissà sopra, 7 anni di piacche, Meda scorsa, compreso. E poi però da lì ha poi cominciato con Meme Perlini, assistente di regia, Festival di Spoleto, Festival dei Due Mondi di Spoleto e Meda scorsa. Ha fatto le cose importanti, ha lavorato con il teatro stabile della Sardegna, andando per a Noè, andando per Noè, Franco Noè. Ribabbi di teatro in Sardegna, si buddimmo di. In cui ha cominciato a bere su Teatro Bello, no? Che stavamo 6 mesi via aziende, Pototus Italia. Questo sono ricordo, come ti chiama, Ammentos Bellos. E poi da EGU in suo frattempo, no? In quest'epoca viveva questa situazione appartamento chi non era attori, tutto impari. Sì, tutti impari. Tutti gli attori senza dinari viviano tutti nella aposento. Da lì si commenteste in quest'epoca in Roma, però è bella vero. De ponare che poi posso essere pure di Roma, Siminana, posso essere toscano, posso essere sardo, e poi a Barcellona sono stato dei cannos, che non ero custo a Birmingham, ma canto sanno stene, no, capini cannos in cui, però Barcellona la può vivere in contemporanea chissà Sardegna, che poi ho cominciato a tornare a Sardegna a lavorare. Che in questa di Barcellona in e dan su catalano, no? Buona tarda e tutta a cast che parlano catalano, a cast non era facile, no? Lavorare Meda e tanto mi organizzai a questi spettacoli per stanno in Barcellona, però venne a Sardegna per 3 mesi e facendo Meda spettacoli posassi scuola e mentre tanto ho cominciato a conoscere questa scompanzia dei NOC di Sardegna e lavorare con alcune compagnie, però sempre con un piede fuori dall'isola. Sì, con un piede che mi piace, che poi ho cominciato a viaggiare a Sud America, che sono spettacoli che faccio, lo faccio pure in spagnolo, no? Come ti hai po' contato. Sono poi iniziato in Venezuela che è una compagnia di Carlos Jiménez, Rajatabla, e poi sono stato a Argentina e questo circolo di Fossardo, in cambio de Sadomo li facciamo i spettacoli se mi dai a Sadomo in cambio. E vi stava 3 mesi, poi sul frattempo è cominciato su 2001, immagina tu questa collaborazione estera, no? Una di mi è arrivata
una mail che io scrivia sos circulos italianos su munno, E no? preguntava Chi dà. de promuove esos spettacoli e mi scrivono da Haifa, appunto dove sta Haifa? In noi scriviamo manco su 2001 in Israele. E in cui sono stato a fare spettacolo, l'ho saputo so per israelianos e palestinos. E Palestina è stata un'esperienza incredibile, che avesse de persone su contrasto che vi sono in cui, no? E comprennes che su chi saburotto chi beste. E un'altra cosa, poi venuto da qui e poi ho cominciato ad andare a Turchia, a Istanbul, fare laboratori su queste scuole italiane, e spettacoli. E vi stava 3 mesi. Immagina che sempre baia la possibilità di stare 3 mesi a Buenos Aires, 3 mesi che mi piace di vivere. A che avevo tempo ba conosci Sì, Lurogo, sì, non è che... e questo è come un'accademia, un'università, no? Perché io sono ragioniere, immagina tu, no? Sono geometra! Batta! Non ho fatto gli studi universitari, però tutto questo viaggio mi hanno Formato, sì, mi hanno formato su teatro come con 43 anni. Cantano Denese. Quasi 63, si 63, può dennare si può dennare. a Zicco lo ponzo in occhi, sa busciacca, sa camminana, vabbè. Però da lì tu è un lavoro artistico, sempre hanno data una possibilità di non accurziare su sublime, no? E pur alle cose beddi alle cose beddi e pure si sprofondo che è un'oscillazione perpetua, no? È come andare a Romare Sì, e coprire chi vede in superficie e chi si vede sotto. Sì, è proprio questo, Daniele, sa bellezza di questo. Io credo che pure Freddie Mercury sa di dopo adesso Wembley Stadium dove preno tutto sa di dopo è depresso o nata io te fago come compreso è questo perché è gai variato sul lavoro nostro sennò abbiamo fatto altra cosa. Abbiamo ogni di bassoni diversi, che sono i matessi bassoni che si dà che cosa sì, da sì. bigliare, da furare si può dire. Non è un fura di chi che da voi ti bissighi la polizia o i carabinieri, ma è un fura un po' garetto diverso. Io furo da te lo C2, la Pozzi2, Risoni di chi sta bassona, chi che mi si rende, insomma. Sì, sì. Ed è diverso ogni volta. È come una tu, è un entrare in una onda che vanno a curziare questa gente, perché su lavoro nostro fa che te de tutto può trasmettere qualche cosa. Per me è mega importante questo, no? Su trasmettere qualche cosa, trasmettere che abbiamo la possibilità che è importante poter trattare su dramma, poter trattare su ironia, su satira, no? Come si può attaccare una persona non necessariamente demonizzandola, sino ironizzandola e ridicolizzando, no? Questa parola la pongo in italiano, mi piace più di ridicolizzare che di demonizzare questa persona. E tanno affina a questo strumento, che sono sempre qualche cosa come gettare un amo a sa gente, perché ti contesta questo. E io credo che è una possibilità di chi viene dai minore. Un attore tenete un aspetto di si fare apprezzare, che buscare consenso, no? È come un pizzino. No? Che domanda che pregunta a mamma, a suo babbo? Sì, in alcuna maniera, e questo però non
non querere di essere infantile, No. che è un'attitudine molto importante, meda importante per la gente, che non è a senso unico, è come uno feedback per l'unare in logudoreso, uno continuo, no? Che va a buscare, a mirare i sossogos, come nosotros, noi non siamo a Baidan. No, non sono a Baidane più in locci. I pizzini sì. da Baidane. I pizzini sì. Ti ribogano i rani, ma canto da Baidane. E sossogro, gli schimus che trasmettono meda. Come ti diceva chi su De Filippo, si può dire, no? Che vai una bella bintata di De Filippo, vada poi per un femmo PD, quando vini da Baidati in locci è finito tutto. Finito tutto. E su teatro è meda contrasto sbatta, no? Che tu sei su scuro a Biasa e su pubblico abbaida a sossogos tuo. Sotto la Ruzzi. Sotto la Luzzi. Però abbia meda volta a me mi piace de vie sossogos de sa gente che è abituata a lavorare con sos piseddos, no? Con sos pizzineddos, li abbaida sossoios e ti dà meda. No che in questo spazio tu già ischi che è minore, sono 38 metri quadri tutto su teatro, no? 38 del teatro, camerino, ufficio. Se tu vai a digitare in Google, come ti sei nato in sardo Google? Rezza, io lo chiamo Google. Se vai a digitare sul teatro minore del Sumunnu, lo data per 70 metri quadri, questo è 38. Perché bisogna in Italia, tu e su Concordia in Abruzzo, come ti minore di Concordia è chi sia all'italiana. All'italiana, che in palco, e 78 mi pare, no Daniele? Ma quando dei giunta, da voi ne fa del momento, ma giusto, quando sei durato in occhi, come ti hai fatto a vedere un teatri a dananzi di una serranda? A chi no, che quando tu vedi che c'è una serranda, non ti puoi mai immaginare cosa per dentro. Cioè, sì. Come le cubecchia. Cioè, tu sei entrato in occhi e hai visto un logo a chi non vede tutte queste cose. No, era solo non era solo un gomodo. No, ne mancano gomodo. Manco gusto bera. Questo me l'ha proposto Deo, però è con cuscino, elegantissimo. Perché non andare comodo deve andare pure elegante, non è che per forza deve andare con la perinella, tutto il costumario. No, ma i no che sa gente quando entra in che si perde, te non esci in prusso. Si perdi vacante bello. Sì, si perdi vacante bello. E poi non possono entrare quando bessi spettacolo, sennò diventano parte del spettacolo. A chi ne dire dentro un barco scenico. Rifutti, insomma, ma se entrato ti posso fare la base. E non vi annuda, Daniele. Non vi sul muro il boido. Cosa che mi ha ispirato è che questi due vanos sono divisi da quest'arco che besti messo e hanno apponato non che besti su sipario sarcoscenico e non che besti su palco e non che besti e poi dopo contare mezzo su chi è ispirato come necessità è stato. Immagina tu chi facciamo teatro, canto materiale, vamos, tu ne scrivi che cosa? Lascia lì. Poi nel magazzino mio entro con i cose, con i trampoli, a chi fa tanta di questa cosa che non ha giù. Da lì scrivi tu, Pavini, cose, macchari, carazze, sì, tutto posto in cui e t'hanno e da me c'era il curriculum, era un curriculum d'oio, i bambini dove è scritto Ignazio Ghessa quando ha fatto il spettacolo a Roma, Ignazio Ghessa so poco il curriculum, cosa hai fatto nella vita, no, che cosa? Scusa, sono maschera adesso 82 sul primo corso di teatro che ha fatto sulla commedia dell'arte. Questo è un arlecchino, in cui è bel pantalone. A me piace un bel pantalone. Pantalone dei bisognosi. Poi va avere l'uomo zirriora. Pure la macchina, da poi si fermano un caffè. Sì, però non faremo su caffè. Dai, poco tempo. Inoltre per Ganesha del suo viaggio in India, questa è la maschera del Teatro delle Ombre e questa è tutto commedia dell'arte, viaggio in Thailandia, questo è su puppo siciliano, binnatatero, questa è la chitarra che l'abbiamo suonato. Potremmo suonare qualche cosa
e no che besto so sbonette sopra e besto tu gusto. E questa è la chitarra mia, che usava per fare questi spettacoli di Pizzinetto, sapete che questa è la casa? C'era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina, non si poteva entrare dentro perché non c'era il pavimento, non si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto, non si poteva fare pipì perché non c'era vasino lì. Per questo, però questo era un teatro molto carino, con il soffitto e con il cucino e si poteva fare. E vabbè, ma anche lo comodo per fare un po' caretto. Tanto lo teatri, come ti hai fatto a farlo diventare così bello? Cioè, tu mi hai detto in che anni che sei stato fuori, hai pigliato tutti i cosi, tutti i bambini, tutti i ragazzi, come ti abbiamo detto, ma quando sei entrato la prima volta avevi un po' d'ordini. Sì, no, il boido, non vai a nulla. E tanto sai come ti ha tapponato questo arcoscenico, ma ti ha fatto bene questa idea. E quando descrivia questo loco a sa gente che veniva, che mi vediva, no? E lì naria, no che vi veniti palchetti, no che vi veni su palcoscenico, no che vi veni su backstage, no che vi veni su camerino. E li contava tutto come te lo vedia. Questo canno sa gente storrada poi mannato e scomentami lunaria tu e no che è nascido creanne su backstage che in so come si nada una scorso de mastro e muro impalcatura okay. Impalcatura sa poco separato costruito una gabbia no come una gabbia e su Manzano prima di andare a fare questo spettacolo che incontrava cantos de mobile e tutto questo ha fatto tutto su palco. E poi sapo muttito un pacco di artisti slapponato che le può fare so spalchetto con tutti i suoi invitati di onore e hanno lapponato tutto e vini so bestotto su teatro questo artista la poteva salmedire se mi hanno fatto tutti questi personaggi che sono venuti a questo teatro come si forani come si siano su palchetto no? Beste tutto su Metodo, Stanislavski, Grotowski, Eleonora Duse, Pirandello, famiglia De Filippo, Tottu, Ionesco, Beckett, Dario Fo, Franca Rame, tutto questo so. E sai idea è di dare questo aspetto del teatro classico, che se tu lo puoi dire basta Billuiu e Ruiu come su teatro e sottone e poi mi hanno donato 40 attaccapanni come si nata attaccapanni una bella parola e questo me lo hanno donato che noi po pensando che tanta gente bistaia io mi sedia a lui e fagia a lui e piegava la smedita di questa gente che cos'è il ragioniere hai fatto? Ragioniere hai contato partita doppia fatto e contava su loco che occupavano 40 persone cioè che 40 persone sei come lo muti nel teatro delle sardine e poi Sardina teatro poi mi hanno regalato sa scradea di scuola che una scuola in oghe, poi piano piano vai a po', però ti meda chiaro come te lo queria fare. Che il suo teatro ha fatto di tutto, dai su principio, come ti ha tapponato non solo l'animazione, il possarto, tecnico, elettricista. Beh, come ti deve passare, come ti diceva sempre che s'altro maltro, che hai di pigliare pure un ricobboro per pulire un palcoscenico, da poi devi fare l'attore, e quando non si pone in capo questo che devi conoscere anche questo che non si vede, perché si pure manda a dire per un obedienti che
non pone ripeto una cosa, non conosci la vatica, non sa cos'è. Sì. Quando sei il tracco è vero che non hai fatto solo la Basti con la baraura fabidata davanti al pubblico, ma ti hai regato i Parigi, ti hai regato il coglione, no? Sì, sì, è una etica importante sul teatro de relazione pure, no? Che tu puoi andare in scena solo su besso tecnico o tutto questo che t'hanno gente che non lo ringrazia a saine del spettacolo e sono tutto e senza vedi non lo puoi fare sono tutto aspetti importanti in questa scuola di prima non si imparava come te pone su costume a sa fine non tenese pigiado non lampado è importante questo e sempre come che mi accatto a bias a insegnare sul teatro sono aspetti che per me sono meda importanti etica e questo che creo che è una scuola meda importante sul teatro la può vedere come quest'anno che sono venuti scolari a Inocche e la può fare dato di tutto su chi besti dai secoli di scena. Pure sa costruzione è stata questa, no? Ha po' tardato come 15 mesi, no? Che sul frattempo mi deppia lavorare, buscare su dinareddu, cercare di può fare salina, che è tutto un materiale buscato, però qualche cosa la deve scomporare, salughe, che non che bestutto, este minore ma bestutto, sa console de salughe, desimpianto e tutto questo. E mi piace come te forse sti l'appoggianato, sa forma classica, che io credo che sull'occhio deve essere amato meda, no? Che non è una bomboniera come in Telinana, che non ha sul teatro è una bomboniera. No, che le bomboniere ribone non ridocchi più, e si pone la più in alto, no? E la danno sul matrimonio, la bomboniera, no? Il tema importa che mi nasce su una bomboniera. Questo è un teatro che lo vive scadadie. I teatro in meda che sono bomboniere però sono serrate come una stue, no? È difficile pure a biasa chissà amministrazione se è difficile dare questa opportunità a una compagnia di andare che batta baccossa meda troppa sa e tanno meda compagnia hanno difficoltà di si presentare su compagnia nuova sa de emergente se no che batta sa meda opportunità adesso a chi tu è che il tuo logo è abbelto a tutti chi scusa sì. A chi tu è che il tuo logo è abbelto a tutti i canti l'amiga a tutti i travagliatori di Rosettore fazzi lezioni no? Di ogni cosa. Sì, no che hai spettacoli, provas di teatro in paccazente, però mi chiama, mi muttini e io li narmi che è libero, si chiede fare scusto, hai possibilità di essere meda rapido. È proprio lo sentito di teatro, era la casa di tutti i canti, potremmo dire. Sì, poi i sanaschi da questo spazio a posto a terra Samadera, Salinna, Samadera, mi confondo che si spagnolo, capisci? No, ma vedo se fa vedere anche con un po' di spagnolo. Fa su castigliano che sono stato un mese a tempo in Barcellona, de Cannos, no? E poi in Sud America. Puedo hablar y hacer todos los espectáculos en español porque he estado muchas veces, la última vez he estado en Perú para hacer este espectáculo. Entonces, cuando andai a Urune a visitare zia me a Mischina che non besprusso mi naria in spagnolo se sai dan e mi come ti si mi brullavano no
e questo est. Però in questo viaggio appo bidu pure che ballocos commente a custos, che sono de sa gente, sono prossimediato. Io credo che un teatro come una creia deve stare aperto tutta la notte. Se io de notte tengo bappo gana di andare con Deus meu, su Deus deve essere a disposizione, su teatro deve essere a disposizione. Beh, è un rito. È un rito, fai dopo estremo, no, però canno sull'occhio non è stamado, timene. Sa gente, sa timoria è una cosa che fa che male a suo mondo. Sa timoria come non sconduce a non s'armare, a ser guerra. Se tu non lo fa dare. Se tu è un loco lo ama, tutta sa gente lo amata e potete stare senza crase. Compreso, è un'utopia, però vuoi... vabbè, ma tu nel piccolo doio lo vendi, tanto in quel gualtieri di La Riera, come ti si chiama quel gualtieri di La Riera? La Mercede, sì. La Mercede, se un punto di riferimento, no? A chi la gente, io l'ho già visto un sacco di volte, si buoni, quando è a Beccia la Ianna, o quando ho cose rivetri a Baida, da poi cos'è questa cosa? Entrano, cioè un po' credo di calamita in questo logo. E vedi lì che fai anche un servizio per la società, no? Sì, un servizio di coesione, attiri la gente in oggi e possiamo anche dire, magari qualcuno che non è fendi nudo e che fendi così mari, ruboni a pigliare la carriera giusta. Sì. Questa è una missione, sul teatro è una missione, io lo posso narrare, scusto che in cada spettacolo che faccio sempre batto una trasmissione di messages buenos. Imbasciati buoni, perché non che sì, come te narras tu e va bene la gente detto tu, a me sa comunicazione piace me da por... Ti è mai capitato che qualcuno che fidi in difficoltà che aveva magari un problema, tu magari eri noghi, scrivendi, vendi, vincendi e inteso posso entrare, voglio dirti una cosa, magari era una persona che so, con un bel di problemi e ha pigliato il luogo come un confessionale, sì, posso trattare che baraura. Daniele, mi è capitato che abbiate da solitudine, da incomprensione, da gente che... Ha gana di fabità. Sì, fragile, una fragilità incontra me da oggi. E in questo lavoro a Bortas ti pones in frente a questo, no? Tu hai già lischi che hai trattato questo spettacolo che faremo juntos, no? Era la Lodola. Che fa della psicologia umana, del cambio che beste. E in queste gente de tue mi dà la possibilità di mi enfrentare con gente dei stranieri, e per questo mi piace dare me dall'imbas, no? Che la comunicazione è importante, in inglese, tedesco, de tutto sono locos de su mondo. E qualcuno che magari è giunto in oggi, che non va via a travaglio e ti ha detto posso travagliare in oggi? Vecchiato? Sì, stato e carchi... Aggiudati, insomma. Piccola economia sono nascite, no? Che cantano la po'. Qualcuno è venuto a Mazzudare a fare su tecnico, qualcuno poche piccole, però chi è andato ha poi stradato gente, che ha cominciato chi a mime e poi ha fatto chi a terra scorsa, al presento. All'ischi questa relazione sono importante, no? Poi sul travaglio, l'ultimo scusami, questo travaglio... Neppure a papità di questa cosa. Questo è un progetto bello a bello, si spettore che facciamo su comune del Coros, abbiamo fatto questo progetto di essa differenziata. E ha inventato questo ispettore DIF, che è questo differenziato. Con un fumetto. Un fumetto. Questo fumetto è nascito dopo questo spettacolo, da voi questo spettacolo e questo personaggio prima ancora faceva lo spettacolo. Spettacolo e commenti non rampa l'aga, a che l'aga la c'ha... questo è laboratorio, sai.
E in questo travaglio poi si è coinvolto su scenografo, su costumista, come su tecnico. È uno un bel bravo, io so che lo potremmo anche Fabio Loi, che salutiamo tanto lo potremmo chiamare pure noi, avevamo pensato. Che Fabio Loi siamo andati a New York, agli Alischisi. E tu l'hai fatto da assistenti o tu hai fatto da una collaborazione manna. Poi questo fumettista che si chiama Pietro Mureddu, che è dei Nocche dell'Alghero, che ha fatto tutto questo personaggio. E poi Riccardo Recchia, che ha fatto questa musica su ultima formazione. Però in questo travaglio, come ti schis tu, è un montone di gente, si staff di Maus Arte Grafica, tutti i comunos del coro, la biblioteca di Ossi, Alessandra Fois e tutta questa gente, che è un progetto che sono già 3 anni che stanno ad innanzi e sono mega orgoglioso. E tanto infatti a Giovicchio che è tutto i carrieri sono un po' caredo bionnetti, la nenettate mi si è passato 2 sì, si spettore di femminino che su bonette Daniele questo si spettore ma c'è un babozzi no c'è un babozzi no tu sei la metamorfosi e s'antagonista Monnezzus è questo che fa che te a sa gente la si incoraggia a gettare salga in tutto questo è un progetto che meda gente batta travagliato de un luogo goi minore è incredibile queste cose che possono nascere spantato io pure a borta se no e poi una via che è stata aperta su 2008 su 7 di aprile ha fatto un'inaugurazione e da poi sono ben sprudde 200 schimbanta persone che si sono esibite e cose belle, si crea un'atmosfera veramente bella. Ti posso una pregunta un po' careddo Mara, ma le istituzioni ti riconoscono? Cioè lo sanno che era Ignazio Chessa che fa una cosa un ben manna, un ben bella per la società e per la società della Riera, ma non solo, a da voi che su che nasce in oggi piglia ruboro e anda anche pure a fuori della Riera, cioè non dobbiamo fare polemica, giusto? No, dammi conoscini. Che sei dello teatri? No, se bisogna anche qualche cosa. Che dimmi a te? No, è sempre, Milano sempre, ma su comune t'aggiuda, t'accusto, no. Io so uno che potete aiutare. Sul travaglio mio mi prende a me da sa vita. Non mi pongo in una posizione di assistenzialismo, no? Però vivo in una comunità e su chi posso dare come persona pubblica lo do. Si tenia per un mezzo podia dare del prusso. Questa è la cosa, lo stiamo dicendo un po' in silenzio. Podia dare del prusso. Tanto aprite la recce, no, galera. Però è un travaglio che già li schis tu e canto ti impegna, no? È sempre de zaiveddu. Sei sempre travagliando, è sempre la stessa cosa, ma sei travagliando? No, sono convincente. Ma allora sei travagliando? No, sono convincente. Ma sono convincente travagliando. Sì, di non risi in ariata, no? Quando siamo zero lì in ariata. Cosa se vendi? Dannanzi da sa ventana, sono travaglieni, no? E scusto che non lo so, sa su chi è stessa amministrazione, io sono di me dal loco e poi appido me da soddisfazione e poi posso dare me da possa società e come poi a terras ideas però a terro loco infatti è una cosa che vorrei arrivare che Ubuntu ogni tanto tu leggo in rarezza so zichendi una casa nella campagna di Rubaesi possono come i Puttifigari e che da poi tu pigli e rivai diventare un museo dei musei delle cucine che io fare Maria Ciapada in Puttifigari so quasi
che io penso, ma me da domos che sono abbandonate, o sono in eredità delle famiglie che non bisogna in manco. E la fa che morre. Io, sateradio, sono andato a Putifigare e ho fotografato una ventina di domos, stanno poi dare pure chi so, sa sindaca, voi, e però chi su privato. Tanto la già memma va. Chi su privato, che voglio fare, la casa delle idee, che sto un locco, che voglio fare, un museo. La casa di Rigidei. Delle idee, dove bada pure la possibilità di fare un'istanza per un scrittore per fare residenze artistiche. E queste istanze sono addobbate come in un museo del teatro, che ha poi da materiale, lo pongo a disposizione. E lo lascio per saziedade su lucco, no? Chi si chiede andare a scuola, mutine accusate su bar, mica basta scrais, vai. Tutto gusto e questa è una delle idee che bappo poi me da progetto gli scritture che sono iperattivo, no? lo so che sei una tempesta di idee, sì, che mi piace questo lavoro che è come una benedizione per me, no? Sempre cosa veda che stai dicendo? Una benedizione? Sì, canaro. Io ho viaggiato meda in aereo, no? In viaggio, in tutto il mondo, però cada via chi va, chi picco un aereo, chi vado a Carchilocco mi pare che sia la prima volta che lo abbaido sempre chinocos de o pizzino de turista, in occhi in alghero fago su turista un addio per settimana. Ma ti buoni anche i ragazzetti chissà sandalo. E Safrinella, la Frinella pure Che io penso che cada dia bisogna abbaidare questa vita con una sorpresa. Con una sorpresa. Se no perdiamo tutto, perdiamo l'umanità, perdiamo la joie de vivre, per dirlo alla francese. È importante questo. Beh, no? Fai un po' credo che si va giocando Sabrio Sibario, no? È come questo, Daniele. Ma pure io, quando cammino in carriera, sono sempre con l'occhio di un bizzino, perché ogni volta che passo è una cosa diversa. Una cosa, quando mi narrano, tutti sono stati scritti anche nei romanzi, no? Tutti sono stati scritti, se tu abbaidi su una ventana, entra questa ventana, besti un'storia che si ramifica, è come un caleidoscopio. Sempre diversa, cada dia è diversa. E si studia del teatro, del cinema, che è dettagli, se noi abbiamo fatto sul film di Anna, juntos, no? Mastro Marcamenta, sì. Che Mastro Marcamenta è stata una cosa mega bella, che cada dettaglio sul cinema è Sono a fuoco? Sì, a fuoco, mica per accendino. E questo è ti piace un bel farogino, perché lo so che tu mi piace un bel che è un linguaggio diverso del suo teatro, è meda bello, che è diverso, ma per una particolarità, la cosa sono l'occi, sì. Devi lavorare, devi muoverti di manco. Però io penso che affacca lo teatro, molti dicono di no, ma si vede quando uno ha fatto un po' caretto d'arte drammatica, ma non drammatica che c'è niente, no? Che hai agito, insomma, è il vostro accademia d'arte drammatica. Sempre più niente. Ho canotinana bella questa sceneggiatura che ha fatto, no? Sì, mi capite già che anche la coreografia, bella questa coreografia. E non ve la nessuno che la patente. È il lago dei cigni. Tanto, hai fatto qualche cosa di nuovo, Nirogino? Come in poco tempo sono andato a uscire un film Milareppa, ho recitato che Marra Abram, ma ti lamenta questo che ha fatto Salieri, che ha vinto sul premio Oscar. Come ma tu mi l'hai sanato, chi vedi? Io so che Ignazio Chessa. Ti abbiamo parlato che ce l'hai incontrato una via a me da Sanno Sfacche, che aveva fatto un film che finisce e che ne hanno fantastichini con la regia dell'Izzani.
E c'entra questa storia mia, che su 1982 abbiamo girato a Curzu, dove stava poi io, in Saturnia, in Grosseto, Sì. abbiamo girato questa scena della morte di Mozart, Milos Forman, abbiamo girato questa scena in cui esce Bicchi Salieri. E sono 3 volte che mi ha accato, chissà quarta volta non lo saccatamo per ritirare un Oscar. E io ti auguro, assolutamente, ti auguro tutta quanta lo desiderio di farlo. Poi va progetto di teatro nuovo, Se ne puoi dire di regia, sì, ha fatto un po' credo di regia. Clara Farina può lavorare da me, che è una grande, salutiamo Clara Farina, che è una grande conoscitora del suo sardo, mi ha aiutato me, e che noi abbiamo fatto già 2 spettacoli che hanno vinto sul premio de Sisre, uno Istituto Sardo Regione Etnografica. E abbiamo fatto questo spettacolo con Grazia su Grazia Deledda, e poi uno su Marianne adesso Sbattos Moros. E come abbiamo un progetto che quasi però sono un poco scaramantico, non volontario, però è un progetto bello. Lo stai descrivendo. Che sta scritto che fago sa regia, che in questa svolta si è fatto sa regia che mi piace a me, che prima ho cominciato pure su teatro, la compagnia del Teatro Sassari, dopo ho fatto La Madre, un adattamento in regia che in 60 ore sta andando bene, poi... Poi vai la compagnia, vai la greffa di Rigiai, tutti canti l'università di Raderse Dai. Questa è una cosa che Cantano i panni che si bizzini. Mi dà questo spizzino il bana, da 40 chimba sotto 82 anni. Io l'ho già visto in scena, fanno a morire dalle ricche. È un piacere me da a me. Hanno passato in secchi, poi hanno iscritto, Ignazio fare su teatro, non fare divertire, che mi sudo la scamicia che sono cognissimo. Abbiamo visto imparo il recital dei tali, che già non ho ti pone la condizione, cosa vorranno i teatri? E mi aiuta a me, da come sono 22 se fare questo spettacolo nuovo, e mi dà a me la soddisfazione, che sono tutti ex mastros di scuola, professore, se hanno gente di livello culturale bello, compreso, e mi danno a me e mi danno pure un consiglio, no, tu sei su regista, mia che no che sono tutti mastros, sì, che non ti chiamano che sa conca. Però devo dire che sono disciplinato, sai, che hanno una motivazione. E questo è bello. Poi che sapevo che certi volte non verranno gli attori professionisti. Sì, allora facciamo su gruppo, cada tanto linaro, facciamo sa pizza. Cosa mangiare. Sì, è bello. Questo aspetto è bello a vero. E che inizio come questo stile, borsi lo facciamo pure fuori. Che come beste a... Fra poco tempo beste una direttora americana che mi ha invitato a New York, che viene a noi e fa uno spettacolo site specific. All'ischi tu site specific, che solo qui specifico, e facciamo su un percorso sensoriale, come su Teatro de Vargas. Io non avevo la povido a Vargas, spettacolo suo, cosa espantosa. In ascolto. Bellissima, che tutto so senso, no? Sai, su Nuscu, su Samirada, tutto gusto. Gusto. E che inizia facciamo su un spettacolo dove fai danzo Sarboles, che lo facciamo sul giardino botanico di Sassegata, vicino al Ghero. E tu devi fare la carriera giabona. Sei bravo, Saffragola buona. Saffragola sa carriera giabona, pure in cue. Quindi, sa gente si chiede bene, si mannica pure una cariassa li regalo. E te pone se a corsa a un arbore tu lo accarizza, no? Di da scarizia se carigno amore a quest'arbore, e poi ti pone a scuffia e questo arbore ti arredda. Fa vedda l'aibari. Ti conta sa vita sua, ti conta sa vita sua.
bello questo aspetto. L'albero sono sempre no, che sono sempre no, che su vento sa, tu mi devi rispettare. È una cosa un po' caretto, come ti si dice, New Age. New Age, no, dai. Poi si la fuma sa solda del sarbo. E tanto poi lo rischio che sa tanto, tu, la carriera d'oi è una carriera di cose belle, di rapidezza, no? Sì, di cose sì. fatti bene. So giovane, sto cominciando come, no? Lo so, come ti hai detto tu, è una missione. Tu ogni volta quando ti ribesi da Ruretto hai un pensamento e io devo fare le cose belle. A che, come ti hai detto no, tu... che non mi penso da letto, no, no, notte, a che non dorme. E stanotte mi so pensato che in un'idea, Daniele, che te la conto, la prossima via te la conto, che è un'idea innovativa poi sul teatro, che mi piace. Non fermo lo spoiler. E come, sul teatro è come in sabba corrente, le teste scarichi cosa che deve petannare, sciende, così. Ma se non un caffè, intanto pareggio la caffettiera, no? Faccio la caffettiera, tanto siamo come è Natale, ragazzi, no? Ancora non è Babbo Natale. No, voglio dire, un ubiso para Sardegna. Passa Sardegna che si è più popolata, che si apperi in Gianna sa gente che bennere, però chi veniti a prenare sul locco, sa sdomano, sa sbidda. Io ho scritto una poesia che si intitolava Non bannemos. Bella, la conosco, allora se vuoi me la vuoi di pure. Non bannemos, non mi lamento, però No, non bannemos in questa domos buidas, non bannemos in questa sprazzas buidas, non bannemos, questa domos si deve imprenare de gente che viene dai su mare, dai sa terra, di gente che scappa dai sa guerras. Noi schimus come tenariata Mujica, che si è morto mischino dai paccu, su presidente dell'Uruguay, che sos immigrato in una risorsa per l'occoso. In Sardegna di essere una risorsa, che bammeda come tetinaria po' prima, questa idea della casa delle idee, è per prenare un pacco salvidas, che sono boidas. Immagina che in questo loco bannaia po 20 anni fa a fare spettacolo spasso spizzedo e si scuola materna baiata 40 chimbe due e la son serranne. Questo è un aspetto che si deve considerare meda. Su bisumeo possa Sardegna che si viene di questo locco, che questo domoso e che vi sia un teatrin donzi locco, una casa delle idee in donzi locco, che sa cultura sia non avesse come istituzionalizzata, no? Formale, però deve essere fruibile che in facilità, come te ti sedia i fuori de sas domos, che cultura, che sa gente che si sedia, che sa scradea, se contava sa storia, sa goidetesse, non deve essere che in questo involucro meda formale, bravo, in italiano non mi veniva la parola formale. Tu e canto ti contavano sassi storie che in minore ti la scontavano così già io mia nonna mi racconti d'orra ti ha chian su reading sa commedia ti la chiana i fora de Sagianna gai de tessere chi questa enfasi a borta schilidana chi a che allontanare sa gente semplice che si vergogna, no? Che dobbiamo travagliare me da chi sul senso di vergogna, di questo aspetto qua. Io non credo che su dicio chi tace acconsente, che è vero, perché chi tace abbia sa timido e tenet paura, no? De dare che sa persona chi tiene sa parola a borta sa è meda arrogante. Quindi chi tace non acconsente, chi tace tiene discrezione, timidezza e in questa discrezione è scuvata s'anima umana.
so sardo so a portano a Edna, ma dentro dei loro batti storie, battono un mondo incredibile. E questo che io, come gridano tutto, no? Tu e via se su modello che rianare scusto, no? Su dicio chi tace a consente. Però a me non mi piace. Non mi piace te. Chi tace come tenete timidezza. Magari è timido. Timido, tiene discrezione. E chi tace, meta gente come urla, testa arrogante, no? Tu e via se in questa trasmissione televisiva tutte a bozzi sono chi prevaricano, non ti fagano dare su a dare io bapo me da idea a me da gente batti idea chi non la si esprimene che sono timido, sono riservato in questa riservatezza, in questa timidezza bestuno munno chi si non si esplora noi scoauvannamos a sussurlos de gussu chi cussa polenta in conca, no? Sabes, cusso americano che sa polenta in conca e cussa ter allucinato, questa scossa, no? Sa bellezza sa Sardegna si deve valorizzare per questo, batta pastore se o gente che sta sola, o gente che sta in locos incredibili che non viene gente, però viene su mondo. In solitudine via su mondo, su una visione incredibile di umanità, che l'umanità è entre noi. E l'umanità è in oggi, in oggi, il teatri. Io poco sto sempre combattendo per l'umanità, per la bellezza della gente. E rivediamo con cosa fai, con cosa cura con teatri e con tutte queste cose belle che hai fatto, che sei vendi e che spero tu fossi nel tempo che viene. Io sono un bel contento, sono anche un po' emozionato, perché ogni volta che ti ascolto mi ricarica che cosa. Si vede in Mughizzo. Si vede in Mughizzo, a Vedizigiani, andate a Teatri alla Riera, andate a Teatro Sempre, chi lo racconta me, Ignazio Chescia, e si vediamo a Vedizigiani.